Un sì quasi unanime dell'Aula della Camera, 400 voti a favore e 2 astenuti alla mozione unitaria sul completamento dell'idrovia Padova-Venezia. Una giornata storica che il Veneto attendeva da tempo. L'idrovia, il canale navigabile che dovrebbe collegare Padova con Venezia, conosciuta come l'Eterna Incompiuta, è un'opera che la Regione vuole da 40 anni. Il primo ad essere soddisfatto è l'onorevole padovano di Forza Italia, Roberto Caon, che ha presentato la mozione. È importante per il nostro territorio perché? Per 4 buoni motivi. Uno, per mettere in sicurezza il nostro territorio quando ci sono queste grandi acque che succedono ormai in maniera così puntuale in tutte le stagioni. Ci dà la possibilità di scolmare il bacino Bacchiglione-Brenta, mettendo in sicurezza la provincia di Vicenza, Padova e la terraferma veneziana. Un'infrastruttura di vitale importanza per fronteggiare il rischio idrogeologico del territorio, ma anche in grado di gestire in maniera migliore il traffico merci dall'interporto di Padova a Porto Marghera attraverso un canale navigabile. Questo ci creerebbe minor camion per le strade, una zona contigua o più omogenea tra il porto di Marghera e l'interporto di Padova, che si possono poi usufruire delle famose ZES, le zone economica speciale. Ora, dopo il sì della Camera, in base al testo approvato, il Governo è impegnato, tra l'altro, ad intraprendere le iniziative di competenza atte al completamento dell'idrovia Padova-Venezia, mediante il reperimento di fondi necessari per procedere all'esecuzione del progetto definitivo dell'opera. Un progetto che, spiega Caona, dovrà essere rimodernato tenendo conto degli anni passati e che dovrà anche valorizzare il territorio con piantumazione di alberi e realizzazione di ciclopedonali lungo gli argini. Non è una cosa che verrà fatta domani, però è un progetto che nel giro di un po' di anni ci si può arrivare. È un valore aggiunto che possiamo dare alla nostra regione, molto importante, visto il problema e la crisi che il Covid ci ha recato.